La tifoseria granata del club Amici della Salernitana, rappresentata dall'avvocato Michele Sarno, si è costituita parte civile nell'ambito del processo riguardante il derby salernitano-nocerina, sospeso domenica a causa delle minacce degli ultras ospiti, che hanno costretto la squadra di Nocera Inferiore a ritirarsi dal campo, dopo una serie di finti infortuni ai calciatori. Questa mattina, presso la sede del club in via Manzella, nel quartiere di Torrione, l'avvocato Michele Sarno ha tenuto una conferenza stampa alla presenza del presidente del consiglio direttivo Fiore Cipolletta e il vicepresidente vicario Orazio Giannella. Indignati e interdetti per quanto accaduto domenica, avete deciso di dichiararvi parte civile? Certo, è sotto gli occhi di tutti, no? La farsa è stata chiara, l'unica tifoseria penalizzata sono i tifosi della Serie. Rammento a tutti quanti e a me stesso 4.800 abbonati, 2.500 paganti che sono entrati e dopo un quarto d'ora, 20 minuti, vedono quella sceneggiata. La partita finisce e quindi io ritengo che i tifosi sono stati penalizzati.